2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Ci siamo, un nuovo appuntamento con Brescia Beleza. Iniziamo con un po' di geografia e di storia. Via della Pusterla, perché si chiama così? Che cos'è la Pusterla? È una famiglia nobiliare? È una porta minore della città? Oppure è un'antica fonte? Seconda domanda, i piosei cosa sono? Gli uccellini, i fazzoletti o i geloni? E dove si trova il convento delle Madri Orsoline a Brescia? In Contrada delle Bassiche, in piazza Tebaldo Brusato oppure in via Musei? Restate con noi, grazie. C'è la signora Magda, che gioia avere con noi la signora Magda, perché oltre ad essere molto bella e pure anche molto simpatica. Lei, signora Magda, di dov'è? Di Perugia. Ah, di Perugia! E che fa a Brescia? Ci sono capitata per caso tanti anni fa facendo delle supplenze per la scuola, quindi come insegnante, e poi ho incontrato il marito e basta, c'è rimasta fregata. E ci sono rimasta, ci ho messo su famiglia. Ma ancora insegnante, Magda, lei? Da un anno sono in pensione. Ah, che bello, sono pure dei nipotini da accudire? No, ancora quelli non ci sono. Dice, guardi, per carità, non fate Quelli scherzi. ancora non ci La sono. Pusterla, è presente via della Pusterla, il vigneto della Pusterla. Ma perché si chiama così secondo lei, Magda? Che cos'è la Pusterla? È una famiglia nobiliare, è una porta minore della città, porta Pusterla, ormai non c'è più ovviamente, o è un'antica fonte, secondo lei, Magda? Dalla mia visione, io ripeto, l'ho sempre sentita dominare da quando sono a Brescia, però da come deduco io potrebbe essere una porta della città. E i piosei in dialetto bresciano, forse lei, signora Magda, non non lo mastico molto, nonostante che sia ormai qui da tanti anni. Siamo solo alle basi, pota e fes. Ecco, gnaro. E la parolaccia, qualche parolaccia? La sai, piosei, cosa sono? Sono gli uccellini, i fazzoletti oppure i geloni? Come? Ripeta. Sono gli uccellini, i fazzoletti o i geloni? Geloni. No, il nome, ripeti. Piosei. Gli uccellini. Beh, questo sì, è facile. E dove si trova il convento delle Madri Orsoline a Brescia? In Contrada delle Bassiche, in piazza Tebaldo Brusato o in via Musei? In Contrada delle Bassiche. Io la bacerei sta donna, ma non posso perché non solo ci sono le distanze, ma c'è pure il marito che ci guarda. Signor Salvatore Palermitano, ma ormai a Brescia da 43 anni. Esatto. E lei mi ha detto che è in pensione nella precedente puntata, se non vado errato, ma che professione svolgeva? Insegnante. E che materia? Inglese. Inglese. Allora, state proprio attenti. Scuola media. Scuola media, benissimo. Ne mancano un po' i ragazzetti? Sì, però insomma, ormai siamo in pensione, abbiamo la nostra età, non possiamo più stare dietro alle ragazzine, troppo vivaci. Per correre dietro bisogna avere energie. Dice, una frusta, qualcosa. Senta, via della Pusterla, lei Brescia la conosce? Come no, via della Pusterla. Perché si chiama così? Che cos'è la Pusterla? È un'antica porta minore della città, una famiglia nobiliare oppure è un'antica fonte? Sarà una porta della città. Bravo il nostro Salvatore. I piosei cosa sono? Sono gli uccellini, i fazzoletti o i geloni? I piosei sono gli uccellini. Sì, volente piosei. Esatto, questo è un classico della cultura bresciana. E dove si trova il convento delle Madri Orsoline Salvatore Bello? In Contrada delle Bassiche, in piazza Tebaldo Brusato, in via Musei. E Contrada delle Bassiche? Contrada delle Bassiche? Sì, quasi tutta via, roba loro. Grazie Salvatore. Davvero bravi e simpatici gli amici che si sono sottoposti alle nostre domande, che hanno avuto il coraggio di esporsi alla telecamera. Allora, via Pusterla si chiama così perché la Pusterla è un'antica porta minore della città e i piosei sono i geloni, insomma, che in inverno arrivano e che si possono magari alleviare con l'utilizzo di creme specifiche. E il convento delle Madri Orsoline a Brescia è in Contrada delle Bassiche. Vi ringraziamo, vi salutiamo, appuntamento alla prossima.